distanze da me perché non voglio avere niente a cui spartire. Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Stesso con la chiave in tasca invoco libertà, ma per adesso so che questa cella resterà sprangata a triplice mandata dall'interno. Bentrovati, un'altra puntata di Auto da Fè qui su Radio Libertà. Quest'oggi con noi in collegamento Edoardo Montolli, che ringrazio e che saluto. Buongiorno Edoardo. Buongiorno e grazie a te. Nato a Milano nel 73, giornalista d'inchiesta, autore di diversi libri, frutto di meticolose indagini. L'ultimo libro, Lindo e Rosa, il più atroce errore giudiziario nella storia della Repubblica, edito da Algama, con Felice Manti, prefazione del sostituto procuratore, all'epoca era ancora tale, appena andato in pensione, il generale di Milano, il magistrato Cuno Tarfusser. Alla strage di Erba, Edoardo ha dedicato anche i volumi Il Grande Abbaglio, che uscì nel 2008, insieme a Felice Manti, uscito nel 2019 in versione aggiornata, e L'Enigma di Erba per RCS Periodici nel 2010. Un altro libro che voglio ricordare è di Edoardo Montolli, Il caso Genchi, edito da Liberty nel 2009, dove sono state raccontate vicende politiche e giudiziarie degli ultimi 20-30 anni in modo forse troppo efficace, viste le conseguenze per te, Edoardo, e svelando molti fatti che normalmente vengono completamente ignorati. Un altro libro da leggere per capire i nostri tempi e soprattutto per capire che fine ha fatto Falcone, I diari di Falcone, edito da Chiare Lettere nel 2018, basato sulle agende del giudice Giovanni Falcone e sul lavoro che ne ha fatto il perito che le ha esaminate, Gioacchino Genchi. Ha pubblicato anche 3 thriller, 3 racconti romanzeschi noir. Edoardo, la nostra conversazione oggi prende spunto da una sentenza che stiamo variamente interpretando, anche sentendo non solo gli avvocati difensori di Olindo Romano e Rosa Bazzi, ma anche i consulenti, tanti e di assoluto prestigio, che hanno dato la propria opera per un processo di revisione che la Corte d'Appello di Brescia ha detto non sa da fare. Lo ha detto a luglio, ha depositato le sue motivazioni sul perché questo processo non sa da fare il 7 ottobre del 2024. Tu hai avuto modo sul tuo canale YouTube Fronte del Blog, ne approfitto anche per ricordare il sito frontedelblog.it a beneficio di chi ci sta ascoltando e il canale YouTube di Fronte del Blog, al quale è possibile anche abbonarsi avendo materiale e inchieste di primissima mano. Ecco, dicevo, sul tuo canale YouTube di Fronte del Blog tu hai documentato qualcosa di molto interessante in relazione a questa sentenza. Ci arriviamo subito, perché tu hai rilevato come siano entrate nella sentenza cose che non esistono né nella realtà né negli atti processuali a disposizione fin qui e nemmeno negli atti che riguardano complessivamente questa vicenda. Però che entri in una sentenza ciò che non è mai accaduto nella realtà e venga dato come un assioma è una cosa abbastanza interessante, che credo abbia notato solo tu nel panorama giornalistico. Panorama giornalistico è il punto numero 2, sul quale stimolo subito le tue osservazioni, Edoardo, che dovrebbe uscire profondamente irritato da una sentenza come questa, perché si scrive nero su bianco, a mia memoria credo sia la prima volta, che il lavoro del giornalista non vale praticamente nulla in termini di accertamento della verità, perché tutto ciò che il giornalista può portare di nuovo, interviste, fatti, scoperte come quelle che hai fatto tu e delle quali parleremo, in un tribunale vale zero. Perché? Perché siamo fuori dalla sacralità del processo, perché l'eventuale testimone non ha giurato di dire tutta la verità come è tenuto a fare in tribunale, pur potendo dire anche cose false pure in tribunale, detto per inciso. Insomma, qualunque materia, qualunque argomento, qualunque soggetto, qualunque fatto, qualunque novità possa portare un giornalista non ha la dignità di entrare in un processo, perché praticamente il giornalismo di inchiesta, gli mettiamo su una bella lapide, non dovrebbe più esistere, ma non solo il giornalismo di inchiesta, ma proprio il giornalismo tout court. Perché senza fare inchieste, se io ho un testimone che mi racconta una cosa che è potenzialmente un reato, quella cosa non dovrebbe valere se la racconta a me giornalista. Insomma, c'è scritto nero su bianco questo. A te che effetto ti ha fatto quando l'hai letta questo passaggio qua?
della sentenza. E poi l'altra cosa, e qui entriamo subito nel vivo, tu hai documentato in maniera perfetta, e c'è già probabilmente tra chi ci segue, chi l'ha ascoltata o la ascolterà, perché la mandiamo in onda, l'abbiamo mandata in onda, i tuoi 36 minuti sul tuo canale Fronte del Blog si possono recuperare, nei quali tu documenti come sia entrata in questa sentenza una discreta quantità, un bel numero di cose mai accadute e date invece come assiomatiche, cioè come certe, anzi come punto di partenza per giustificare il no alla revisione del processo da parte della Corte d'Appello di Brescia. Credo che abbiamo già abbastanza argomenti con i quali partire. Allora, se partiamo dalla questione dei giornalisti, qual è l'effetto che mi ha fatto? Quello di un sorriso amaro, no? Perché in realtà ci sono decine e decine di processi nei quali i giornalisti sono stati chiamati a testimoniare del loro lavoro, ma anche che processi enormi, mi riferisco ad esempio alla strage di Capaci. Se fosse vero quello che scrivono i giudici di Brescia, l'uomo che ha confessato in diretta di aver ammazzato la propria madre, mi pare si chiamasse Lorenzo Carbone, non solo non andava arrestato, ma non andava neanche convocato e sentito come non andava sentito il giornalista, perché poteva averlo detto, semplicemente per compiacere il giornalista. Ma il paradosso clamoroso in questa affermazione da parte dei giudici di Brescia è che c'è un solo caso dove si sia andati ben oltre l'audizione di un giornalista, e questo caso è proprio la strage di Erba, perché nel corso del processo di primo grado non solo fu sentito come testimone il giornalista Pino Corrias, autore del libro Vicini da morire, che era un libro pieno di strafalcioni, leggende metropolitane, e dove non era mai nemmeno nominato l'uomo olivastro. Ma il caso è più unico che raro, perché per la prima volta venne acquisito a processo il suo intero libro, del quale in aula il giornalista confermò tutti i virgolettati delle tantissime interviste che erano presenti all'interno del volume. Quindi è del tutto evidente, se stiamo a quanto ci mostra la cronaca e quanto ci ha mostrato lo stesso processo di Erba, che se un giornalista viene chiamato a testimoniare da parte dell'accusa va assolutamente sentito, perché ciò che ha da dire ha un rilievo fondamentale, mentre se la richiesta arriva dalla difesa, il giornalista non ha alcun valore, perché ciò che ha da dire potrebbe averlo saputo semplicemente perché il testimone voleva fare qualcosa per compiacerlo. È una cosa francamente bizzarra. Infatti io mi aspettavo, all'interno della non dico stessa vicenda giudiziaria, all'interno della stessa vicenda giudiziaria, questo è clamoroso, no? Stiamo sempre parlando del processo per la strage di Erba, solo che se ti chiama la procura, allora tu puoi andare, e anzi il tuo libro viene preso agli atti. Se invece il tuo lavoro serve alla difesa, quel lavoro lì non è degno di entrare in un tribunale. Sì, e diciamo io non dico che mi aspettavo l'insurrezione da parte dell'ordine dei giornalisti, perché dall'ordine dei giornalisti non mi sono mai aspettato nulla, però che qualche voce dei giornalisti d'inchiesta si alzasse, sì, e invece non è successo assolutamente nulla, il che mi fa pensare molto su come siano originate queste inchieste da parte dei colleghi, se hanno il placet da parte degli inquirenti, perché in effetti inchieste scomode che vadano contro, come possiamo dire, il placet della procura non ne ho visti molti. Devo dire però che questa esclusione, questa estromissione dalla testimonianza dei giornalisti fa parte di tutta la linea seguita da parte della Corte d'Appello di Brescia, che ha deciso di non ammettere alcuna prova, giudicandola o non nuova o ininfluente. Il problema è come ha motivato questa esclusione. Per esempio, per la questione di Mario Frigerio, la difesa aveva portato una corposa consulenza da parte dei neuroscienziati dell'Università di Padova, guidati dal professor Giuseppe Sartori, all'interno della quale si faceva presente i problemi di amnesia anterograda che aveva subito il testimone, e quindi che ricordava bene prima e poi i suoi ricordi erano peggiorati, così come ci dice la scienza e così come si evinceva dall'intossicazione di monossido di carbonio che il testimone aveva subito. I giudici della Corte d'Appello di Brescia scrivono che da nessuna parte si evince che Frigerio fu intossicato dal monossido di carbonio, e che quindi questa sarebbe una pretesa da parte
di consulenti della difesa di ricavare da lì l'amnesia anterograda. Dicendo questo, quindi, l'intera consulenza dei neuroscienziati di Padova è stata esclusa. Però le cose non stanno così, perché esiste un verbale agli atti del processo di Como, che mi pare sia datato 28 dicembre 2006, o comunque il 28 dicembre del 2006 il medico Giovanni Scola, consulente dell'accusa e non della difesa, andò a visitare Mario Frigerio e scrisse in questa relazione che Mario Frigerio aveva subito un'intossicazione di monossido di carbonio, e spiegava così i problemi a livello ipossico che il testimone aveva e che erano stati rilevati con una tomografia computerizzata il 15 dicembre 2006. Quindi tutta questa ragione per escludere la consulenza non c'era, perché c'è una relazione ben precisa del dottor Scola. E non è che questa relazione del dottor Scola fosse particolarmente celata, perché sarebbe bastato ai giudici di Brescia guardare la costituzione di parte civile da parte di Mario Frigerio per accorgersi che l'avvocato che aveva all'epoca, e oggi defunto, Manuel Gabrielli, riportava proprio la relazione di Scola sull'intossicazione da monossido di carbonio nella costituzione di parte civile, sostenendo che anche grazie a questa consulenza che rilevava l'intossicazione da monossido di carbonio, Mario Frigerio era stato riconosciuto invalido civile al 100%. Quindi questa è già una cosa per la quale hanno escluso l'intera consulenza dei neuroscienziati di Padova, che invece non andava esclusa perché era agli atti. Il problema qual è? Il problema è che mentre questa cosa è agli atti e i giudici di Brescia non la vedono, i giudici di Brescia riportano poi in merito a Mario Frigerio cose che di fatto invece non sono mai avvenute. Perché i giudici di Brescia, ecco, per escludere... e qui entriamo anche in ciò che tu hai scoperto negli anni mano a mano, perché alcune di queste cose falsamente rappresentate, diciamo, in questa sentenza riguardano anche quello che tu hai apportato in questi anni di ricerca. Ora, però partiamo dai prodromi per escludere i nuovi audio di Mario Frigerio. I prodromi per escludere i nuovi audio di Mario Frigerio sono questi. I giudici scrivono in 2 passaggi di questa sentenza che le diverse audizioni di Mario Frigerio furono fatte ascoltare in aula in corte d'assise a Como. Primo grado. Ma questo non è mai avvenuto. Nessuno ha mai fatto ascoltare in aula le 3 audizioni di Mario Frigerio che sono datate 15 dicembre 2006, 26 dicembre 2006 e 2 gennaio 2007. In aula fu fatto ascoltare soltanto una parte della prima audizione di Mario Frigerio, quella con il PM Simone Pizzotti, ma soltanto la parte in cui c'era l'audio modificato. Quell'audio che risultò modificato, in cui la frase "stavano uscendo" diventò "è stato Olindo". Quello fecero sentire in aula Como, nient'altro. Non so come i giudici di Brescia abbiano potuto scrivere una cosa del genere, perché non è agli atti del processo. Ma non si sono fermati qui i giudici di Brescia, perché hanno scritto addirittura... Edoardo, ti fermo un attimo, perché molti magari di coloro che ci stanno seguendo hanno perso un po' l'importanza di questo fatto, che è straordinariamente importante. Cioè, in una sentenza che dice no al processo di revisione, c'è scritto che tutte le audizioni del signor Frigerio, testimone chiave per arrivare all'identificazione di Olindo come aggressore e quindi autore della strage, tutte le audizioni, 15 di dicembre 2006, a 4 giorni dalla strage, 20 di dicembre, 2 gennaio, sono state fatte ascoltare, 26 dicembre con i pubblici ministeri, il dialogo con Gallorini, sono state fatte ascoltare in primo grado, cosa che non è mai avvenuta. Anzi, se non sbaglio, del primo colloquio con il primo pubblico ministero, il 15 dicembre, con il dottor Pizzotti, ci fu tutta una querela intorno alla trascrizione. Modificato. Sì, modificato in maniera, diciamo, non da distorcere completamente quello che Frigerio diceva, come poi fu riconosciuto nella Corte d'Appello di Milano in secondo grado, no? Quindi quello era un audio che non valeva nulla, però in primo grado valse moltissimo, perché sulla base di quella suggestione è stato Olindo, fu anche emessa la condanna sostanzialmente, no? Scusa, mi sono perso la domanda perché... No, dicevo che quell'audio modificato, tale, diciamo, modificato in maniera tale da renderlo completamente fasullo, come riconosce la sentenza di secondo grado in appello, quell'audio fu determinante in primo grado, perché venne fuori, è stato Olindo, no? Quindi sì.
involontariamente scrissero, era Sì. stato modificato involontariamente. Beh, certo, comunque rende fasulla quella Però manca frase. il passaggio successivo, no? Perché i giudici di Brescia, dicevo, non si sono limitati a scrivere che le audizioni, che sono quelle con i pubblici ministeri, furono fatte ascoltare in aula a Como, cosa che non è mai avvenuta. Ma scrivono addirittura che a Como venne fatto sentire il colloquio del 20 dicembre tra Gallorini e Frigerio e la Corte poté apprezzarne così il contenuto. Invece la Corte non apprezzò un bel nulla, perché quell'audio non fu mai mandato in aula. E ecco perché arrivo adesso a inserire la tua domanda, a rispondere alla tua domanda. Perché a quel punto, siccome il comandante Gallorini aveva negato di aver fatto il nome di Olindo al testimone, mentre gli aveva fatto 9 volte in quell'audio, la difesa chiese di farlo sentire in aula. Il presidente della Corte d'Assise di Como si prese del tempo, ma non fece ascoltare mai quell'audio. Poco dopo, invece, la Corte d'Assise rientrò e fece sentire l'audio modificato del 15 dicembre, in cui Mario Frigerio sembrava dire è stato Olindo, mentre la frase era stavano uscendo, e il processo si chiuse lì. È questa la drammatica realtà. Ecco, ti fermo un attimo. Già in quel momento un osservatore esterno, neutrale, normale, un giornalista, diciamo pure, avrebbe potuto rilevare che sarebbe stato del tutto illogico che il signor Frigerio dicesse è stato Olindo, perché fino a lì descriveva uno sconosciuto di Carnagione Olivastra, mai visto qui, non è di qui e con fattezze completamente diverse da Olindo. Quindi descriveva uno sconosciuto. Come fa a dire è stato Olindo? E soprattutto, se c'hai davanti un pubblico ministero, c'è il tuo avvocato, ci sono i tuoi figli, c'è un medico, mi pare, che sta ascoltando, viene fuori il nome Olindo e non indaga nessuno? Nessun pubblico ministero si precipita dal signor Frigerio dicendo cos'è che hai detto? Olindo. E iniziano le indagini il 15 di dicembre. Quindi è chiaro che in quel momento Frigerio non può aver detto è stato Olindo, infatti non lo disse. Infatti questo fu il problema del 2008, quando la Corte formò la prova in Camera di Consiglio, cosa che credo forse è la prima volta che avviene, ascoltando nuovamente questo audio, tutti ci guardammo sbalorditi, perché non era possibile che mentre descriveva un uomo olivastro, mai visto prima, e invitava a frequentarlo tra gli extracomunitari di casa di Raffaella Castagna, Mario Frigerio avesse detto è stato Olindo. E questo audio che venne fatto sentire dalla Corte d'Assise non smentiva soltanto i periti di accusa e difesa che non l'avevano sentito, non smentiva soltanto il verbale del pubblico ministero Pizzotti che aveva ascoltato, l'ufficiale di polizia giudiziaria che era lì e aveva ascoltato, il medico dell'ospedale che era lì e aveva ascoltato, i figli che erano lì e avevano ascoltato, Manuel Gabrielli, l'avvocato di Frigerio che era lì e aveva ascoltato, ma smentiva lo stesso Frigerio, certo, che in aula aveva dichiarato che dal 20 dicembre del 2006, soltanto da quella data, lui aveva detto a tutti che ad aggredirlo era stato Olindo, dopo che gliene aveva fatto il nome il comandante Gallorini. Ma neanche questo fatto è vero, ed è questo che documentavano i nuovi audio, perché la Corte d'Appello di Brescia, dopo aver eliminato, diciamo, allora tutta ti fermo un attimo, Edoardo, perché i nuovi audio sono parte delle teoriche nuovi elementi di prova, no? E li hai scoperti tu, li hai evidenziati tu. Faccio un passo indietro, perché tu hai detto una cosa piuttosto grave, anche questa interessante e da approfondire, che la Corte d'Appello di Brescia dice che la chiacchierata, la conversazione, la lunga conversazione del 20 dicembre fra il luogotenente Gallorini, comandante dei carabinieri di Erba, e il signor Frigerio che giace in ospedale al Sant'Anna di Como è stata fatta sentire a processo, cosa che e non hanno è potuto mai apprezzarne il contenuto. sì, quindi È una hanno cosa che non è mai invece avvenuta questa cosa. che non è mai avvenuta. Questa cosa ci permette però di fare un'ulteriore osservazione, perché quella giornata del 20 dicembre è stata trattata in modo molto particolare dallo stesso comandante Gallorini, il quale dirà a processo che lui non ha mai fatto, come tu hai ricordato, il nome di Olindo a Frigerio, e invece lo fa 9 volte. E poi verbalizza, diciamo, quella chiacchierata, quella conversazione, che sarebbe rilevantissima, perché se lui dice, la verbalizza,
e questo diventa rilevante, dicendo che a un certo punto il signor Frigerio non esclude che possa essere stato Olindo il suo aggressore. Questo verbale viene accluso a una perizia sulla rete elettrica del 7 di gennaio successivo, cioè 17 giorni dopo, non firmata se non mi ricordo bene, se non mi ricordo male, scusami Edoardo. Quindi il comandante Gallorini dice in aula che non ha mai fatto il nome di Olindo al signor Frigerio e gliel'ha fatto 9 volte. Dopodiché produce un atto, e lo produce 17 giorni dopo e lo infila, diciamo così, o comunque viene ritrovato all'interno di una consulenza che non c'entra nulla, perché è la consulenza sulla rete elettrica e sui contatori della palazzina della strage, nel quale c'è scritto che il signor Frigerio non esclude che sia stato l'Olindo. Ma è una cosa clamorosa, perché se si fosse verificata il 20 di dicembre, torniamo al discorso del 15 di dicembre. Se il PM Pizzotti e gli altri ascoltano e sentono il nome di Olindo, fanno partire subito le indagini, no? E allo stesso modo, se Gallorini scrive che a un certo punto il signor Frigerio non esclude che sia l'Olindo, è immaginabile che dal 20, 21, 22 subito in avanti partano le indagini contro Olindo, cosa che non si verificherà. E quella, diciamo, fenomenale scoperta viene infilata in una consulenza sui contatori e sulla linea elettrica di 17 giorni dopo. Questo, se non sbaglio, Edoardo, è il motivo per cui il sostituto procuratore, il magistrato Tarfusser, aveva adombrato la possibilità della falsità in atti in questa storia, no? Sì. Perché c'è qualcosa che non torna, è chiaro. Cos'è che non torna, Edoardo? Niente, mi sembra, torna. No, perché i tabulati furono, il deposito di tabulati è del mese di gennaio, mentre i PM sono tornati da Mario Frigerio il giorno 26. E sapevano che aveva parlato con i carabinieri. Però il 25, perché tra il 20 e il 26 non c'è stato soltanto il colloquio tra Gallorini e Frigerio. Il 25 dicembre, all'alba del Natale del 2006, i carabinieri erano entrati nella stanza di Mario Frigerio e ci avevano parlato. E io questo l'ho scoperto alla vigilia della Cassazione dalle intercettazioni successive. Il problema è che di quell'incontro tra i carabinieri e Mario Frigerio non c'è nulla agli atti, non esiste un brogliaccio e non esiste un audio, e questo non è possibile, perché le microspie si attivano anche soltanto se si apre un rubinetto, e si apre un rubinetto e dice rumore di rubinetto, così si scrive sui brogliacci. Questa è una cosa per me inquietante, che non sia mai stato agli atti questo incontro segreto tra i carabinieri e Mario Frigerio. Quando segreto però, Edoardo, ministeri... ma non per tutti, perché il giorno dopo arrivano i pubblici ministeri e dicono al signor Frigerio: guarda che non ti spaventiamo come i carabinieri. Questo è il punto. Il punto è proprio questo, e anche in questo caso era fondamentale la consulenza del professor Sartori, dell'equipe del professor Sartori, perché diceva che ascoltando quell'audio con i pubblici ministeri del 26, nemmeno il 26 dicembre Frigerio faceva il nome Olindo. E la frase che era stata trascritta come subito l'Olindo, che se ci pensi non ha alcun significato, in realtà era subito l'ho visto. Perché dico però che ha una importanza fondamentale questa nuova analisi degli audio, di questo audio del 26 da parte del professor Sartori? Perché va a spiegare ciò che finora era inspiegabile. Perché quando i pubblici ministeri andarono via quel 26 di dicembre, arrivò nella stanza di Mario Frigerio il suo avvocato Manuel Gabrielli, che era lì con i figli. E anche in quell'occasione Mario Frigerio disse di non ricordare assolutamente nulla dell'aggressione. Abbiamo poi la testimonianza raccolta dalle Iene del dottor Cetti, che andò a visitarlo il 28 dicembre, il quale alle Iene ha detto che a lui Mario Frigerio non gli ha mai fatto il nome di Olindo. Quindi quando è che Mario Frigerio riconobbe Olindo? Non gliel'ha mai fatto sicuramente dal 28 dicembre in avanti. Esatto. Però che cosa succede? Quando io ascoltai le intercettazioni e ascoltai l'intercettazione del 27 dicembre, nel quale il dottor Cetti gli annunciava la visita per il giorno successivo e faceva alcuni test della memoria, Frigerio non sapeva da quanto tempo era ricoverato, non sapeva fare
operazioni banali tipo 100-7, gli disse che sarebbe arrivato il giorno dopo a fare quell'esame. Esame dunque del quale ora sappiamo che non gli fece mai il nome di Olindo. Il problema qual è? Che io svolsi il registro delle intercettazioni e andai a cercare proprio quell'esame. E il punto qual è? Che in realtà da pochi minuti prima dell'arrivo del dottor Cetti per analizzare il ricordo dell'aggressione, e cioè dalle 11:49 del 28 di dicembre, le intercettazioni del testimone sparivano fino alle 9:55 del 3 gennaio. E questa è la cosa sorprendente, perché queste intercettazioni nessuno sa che fine abbiano fatto. Spariranno ancora nei giorni successivi e i brogliacci non torneranno più con gli audio. Ascolta, e questa Edoardo. cosa non è assolutamente spiegabile. Allora, due cose, Edoardo. Come fa la Corte d'Appello di Brescia a dire che tutto questo non è importante, non va valutato, non va neanche analizzato, non va portato a processo? Perché poi, Ecco, questo è il primo punto punto. è proprio questo, no? Il punto cruciale è questo. La Corte d'Appello di Brescia stabilisce che questi nuovi audio non hanno alcuna importanza perché si sa che in quei giorni Frigerio era confuso e che invece la sua testimonianza in aula del 2008, ed è in aula che si forma la prova, fu lucida e ricca di dettagli. Perché questo è un problema? Perché appunto la prova si forma in aula. E in aula Mario Frigerio disse che dal 20 di dicembre del 2006, quando Gallorini gli fece il nome di Olindo, lui si liberò di un peso e disse a tutti da quel momento che ad aggredirlo era stato Olindo. Cosa palesemente Ma questi audio falsa. che avevo scoperto sono molto successivi al 20 dicembre e lo smentiscono in tutto, perché in questi audio lui non ricorda niente, quindi o Del i resto, giudici, sì. Prego. dicevo, o i giudici di Brescia stabilivano che Mario Frigerio in aula dove si forma la prova non aveva detto la verità perché questi audio li smentiscono, oppure i giudici avrebbero dovuto stabilire quello che sostiene la difesa, e cioè che nemmeno nel 2008 Mario Frigerio era lucido, vittima di un'amnesia anterograda rilevata dai consulenti della difesa, di cui c'è traccia nelle carte del processo di Como, ma che i giudici di Brescia non hanno visto. Questo è il punto. Il secondo punto, tu hai ricordato prima come determinate intercettazioni scompaiano in periodi chiave, rilevanti. Per esempio, limitiamoci al caso Frigerio. Dal 28 di dicembre 2006 al 3 gennaio sono i giorni in cui mano a mano emergerebbe il nome di Olindo. Io dico emergerebbe... Certo, poi c'è il riconoscimento ufficiale. Io dico emergerebbe perché anche il 2 gennaio il professor Sartori ce l'ha spiegato e lo ha spiegato nella sua relazione, consulenza, perizia. Anche il 2 gennaio Frigerio non fa lui il nome di Olindo, si limita ad adeguarsi agli input che gli fanno gli interroganti. Che cosa? Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto cari amiche, cari amici, insomma cari ascoltatori da Alberto Acerbis. È iniziata la campagna olearia, in questo momento chi ama l'Italia non può non amare anche i suoi frutti, che alla fine sono i suoi figli. Parliamo dell'olio Acerbis, parliamo di estrazione a freddo, parliamo di olive raccolte al giusto punto di maturazione. Parliamo di un qualcosa di straordinario. Ormai non c'è più spazio per il non lo sapevo. L'olio Acerbis, olio italiano 100% estratto a freddo olive italiane. Mettete in casa qualcosa di unico, di straordinario che vi fa davvero riscoprire i sapori di un tempo. 6 bottiglie da litro di olio Acerbis, d'olio novello, straordinario, 84 euro. Olio nuovo, prezzo vecchio. Trasporto non lo pagate. Per ordinarlo, per prenotarlo chiaramente direttamente al frantoio 030 68 40 408 oppure olioacerbis.com, perché l'olio bu e ve sempre regala. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
ad adeguarsi agli input che gli fanno gli interroganti, che è cosa ben diversa. Anche il 2 gennaio del 2007. Ma al netto di tutto questo, io voglio voglio chiederti un'altra cosa. Il fatto che spariscano intercettazioni in questi giorni rilevantissimi, importantissimi per capire come viene gestito il testimone Frigerio, fa il paio con il fatto che sono scomparsi, ad esempio, i colloqui con i carabinieri del 25 di dicembre. Fa il paio col fatto che sono scomparse tutte le intercettazioni a casa di Olindo e Rosa nei giorni immediatamente successivi alla strage per una settimana circa, per 6 giorni, 5 giorni abbondanti. Allora, qui si rileva un fatto che a me pare di una gravità inaudita e sul quale nessuno ha riflettuto a sufficienza. Questa intercettazione, allora, punto primo, ti chiedo perché la difesa ha chiesto di esaminare il server originale nel quale sono dentro tutte le intercettazioni, nel quale evidentemente non si può dire sono scomparse, perché lì dentro ci devono essere tutte. Il server ce l'ha la Procura di Como. A me sembra che sia un elementare diritto della difesa poter accedere a tutta la massa delle intercettazioni e non solo ad alcune, perché uno si domanda con quale criterio sono scomparse alcune, altre sono rimaste, altre sono di pessima qualità e via dicendo. Io voglio accedere al server E originale. alcune non coincidono con i E brogliacci. alcune non coincidono con le trascrizioni e con i brogliacci, altra cosa molto grave. Io voglio accedere al materiale originario. Credo che in uno Stato normale sia mio diritto di avvocato difensore e di imputato accedere al materiale originario. Ora però subentra un altro problema, perché quel materiale lì è stato trattato da una società, attraverso questa società lo hanno avuto gli avvocati, i giornalisti, tu, eccetera, eccetera. Questa società è una società posseduta per il 40% da un soggetto che noi ancora non conosciamo, cioè sconosciuto, perché ha sede in Svizzera ed è posseduta da una fiduciaria svizzera, almeno al 40%, di cui non sappiamo niente, non sappiamo chi c'è dietro, chi era il proprietario del 40% delle azioni di questa società che lavora per conto dello Stato italiano. Un carabiniere, correggimi tu se sbaglio, un carabiniere che ha avuto modo di partecipare alle indagini e che la difesa voleva assumere a testimone per la revisione, per il processo di revisione, dice attenzione, lì dentro c'era socio un magistrato della Procura di Como. Questo dice il carabiniere. Ma noi come facciamo a saperlo se non andiamo a vedere chi erano i soci occulti di questa società? Questa può essere una gran bufala, una gran cosa non vera, ma il punto fondamentale rimane: chi c'era dietro a quel 40% che noi non conosciamo? Addirittura, se non sbaglio, l'autorità anticorruzione ha avuto modo di dire una cosa che a lume di ragione chiunque condividerebbe, che non è ammissibile che un tribunale, uno Stato italiano, si avvalga per le intercettazioni e per trattare materiale così delicato di una società riconducibile per il 40% ad anonimi. Ci potrebbe essere dietro il figlio di dottor Riina, ci potrebbe essere dietro un narcotrafficante, ci potrebbe essere dietro chiunque, uno in conflitto di interessi. Non lo sappiamo, è normale? No, ma infatti il problema, questo è un ulteriore problema, no? Cioè, quando la difesa chiese di analizzare i server originali, la procura oppose e la Corte d'Assise di Como opposero ragioni di riservatezza. E in effetti chi aveva trattato queste intercettazioni è effettivamente una società molto riservata. Molto riservato. Perché non si sa chi siano i proprietari. Questa è una cosa fuori dal mondo. Cioè non c'è neanche bisogno in teoria che l'autorità anticorruzione dica che non è possibile una cosa del genere. Perché molto banalmente, se io faccio delle intercettazioni, io magistrato, su Matteo Messina Denaro, non posso affidarla ad una società di cui non conosco il proprietario, perché dietro potrebbe celarsi lo stesso Matteo Messina Denaro. Mi sembra una cosa di un'evidenza totale. E invece anche su questo nessuno ha detto niente. Chi ci sia dietro questa Wylog, io non lo so minimamente. Chi ci sia dietro, anzi la Fenefin, socia di Wylog, è proprietaria delle quote di Wylog, io non lo so minimamente. Io so soltanto, quando ebbi modo anni fa di sentire questo carabiniere Tartaglia, che lui mi disse faccia una visura camerale della Wylog se vuole capirci di più. Io faccio la visura camerale della Wylog e scopro che il 40% di quella società è posseduto dalla Fenefin AG, che è una società anonima svizzera.
questa Fenefin AG aveva lo stesso amministratore e quasi lo stesso nome, perché l'altra era Fenefin Limited, e la stessa sede di un'altra Fenefin, appunto, la Fenefin Limited, che io avevo trovato quando stavo scrivendo il caso Genchi all'interno dell'inchiesta degli spioni di Telecom. Questa è un'altra cosa assolutamente inquietante e porta con sé un'altra coincidenza assolutamente clamorosa, e cioè che nel processo di Como l'accusa trovò un solo testimone tra i detenuti disposto a dire che Olindo non gli aveva detto di essere innocente, e questo testimone è Giuliano Tavaroli, ex capo della security di Telecom, quello appunto del processo spioni di Telecom, il quale disse che Olindo non gli aveva mai fatto capire di essere innocente. La difesa portò invece un altro testimone, quale adesso mi sfugge il nome, Dominichini, tale Sergio Dominichini, il quale era entrato 24 ore dopo l'uscita dal carcere di Tavaroli, e lui in aula disse che a lui Olindo aveva sempre detto di essere innocente. Quindi dobbiamo presumere che dal momento dell'uscita di Tavaroli dal carcere, nel giro di meno di 24 ore, Olindo Romano cambiò completamente idea su tutto, e proprio in quella giornata decise di cambiare la sua posizione da colpevole a innocente. Ecco, i misteri e le coincidenze in questa vicenda sono tantissimi. Continua tuttavia a lasciarmi raggelato il comportamento dei giornalisti, che anche su questa cosa non dicono niente e che poi blaterano, abbaiano sui bavagli alle intercettazioni. Questa è una cosa che veramente fa sorridere, perché siamo la peggior categoria giornalistica di un paese occidentale. Io non ho mai visto tanto pressappochismo, tanta cialtroneria da parte di una categoria giornalistica come quella che c'è in Italia. Però i terrapiattisti, cioè i matti, saremmo io, tu, Felice Manti, quelli che si sforzano di rimanere ancorati ai fatti, alla realtà. Sì, E però questo è il bisogna vedere paradosso. anche chi lo dice, chi usa il termine terrapiattisti, perché io in Olindo e Rosa ho parlato di un giornalista che peraltro conosco da decenni, che è Piero Colaprico, che parlò di terrapiattisti della giustizia e non aveva la minima idea di che cosa fosse successo a Erba. Fece una ricostruzione che era da errore blu in una scuola elementare. Questa è la realtà. Quindi il problema vero, semmai, è che queste cose siano state scritte su Repubblica, ma lui non sapeva nemmeno, addirittura disse che Olindo e Rosa erano stati in una pizzeria quella sera. Raccontò tutte delle cose che erano assolutamente inati e sbagliò su tutto. E in Olindo e Rosa seziono questo articolo e faccio vedere l'incredibile serie di errori di ricostruzione che sono presenti in quell'articolo. Non è l'unico ad aver utilizzato il termine terrapiattisti della giustizia, ma a questo dedicherò un podcast più avanti, quando farò vedere qual è il livello del giornalismo italiano, qual è il livello di preparazione dei giornalisti, soprattutto quando c'è di mezzo la vita delle persone, che vengono trattate come oggetti di uno spettacolo quasi teatrale, per il quale si va nei salotti televisivi a dire io non conosco gli atti però, io non ho visto le carte però, e via via si fanno ricostruzioni fantasiose. E in queste stesse trasmissioni, io ho avuto modo già di documentarlo nel podcast, vanno persone che dicono l'esatto contrario di quello che hanno testimoniato in aula, e su queste altre persone un motivo ci sarà, se in televisione vanno a dire l'esatto contrario di quanto hanno testimoniato in aula. Però il livello è questo, e purtroppo di mezzo c'è la vita delle persone. Io ho potuto incrociare in questa vicenda, in maniera del tutto casuale, il lavoro di altri giornalisti d'inchiesta, del quale non conoscevo il lavoro prima, e mi domando come abbiano trattato allora le altre inchieste, perché se su queste inventavano di tutto, non oso immaginare come abbiano fatto le altre inchieste, laddove c'è sempre di mezzo, ricordiamo, la vita della gente e soprattutto all'epoca la presunzione di innocenza.
Edoardo, i fatti, dicevo prima, no? I fatti che si chiedeva di esaminare finalmente, già questa era una richiesta che la dice lunga, no? Perché dopo 18 anni di vicenda giudiziaria tu dici ma vogliamo finalmente esaminare i fatti? Rimangono tali. Perché? Perché è semplicemente successo che nonostante la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che dice no alla revisione, parli di dibattimento, no? Esordisce prima riga dicendo dopo il dibattimento la sentenza è no, no alla revisione. Ecco, noi siamo andati là, abbiamo visto 3 udienze, ma di dibattimento non c'è stata neanche l'ombra. Come si fa a dire dopo un dibattimento? Tu lo chiami dibattimento quello che è avvenuto a Brescia? No, assolutamente no, ma di questo ho avuto già modo di parlarne, no? Cioè un dibattimento si apre con l'ammissione delle prove e non c'è stata alcuna ammissione delle prove lì, non è stata ascoltato una sola persona, non è stata ammessa una sola consulenza, non è stata fatta alcuna perizia, non c'è stato alcun dibattimento. E accuse e difesa hanno parlato sostanzialmente di prove non ammesse e quindi hanno parlato del nulla. È come se io e te fossimo al bar. Ecco, io la vedo così, no? E questo è quello che è accaduto, perché hanno parlato su cose che non erano presenti nel processo, perché le prove non sono state ammesse. Per esempio, il professor Sartori ci ha detto, qui erano 2 le cose eclatanti, no? Su Frigerio c'è l'acquisizione scientifica dal 2010 in avanti che non è possibile per il cervello umano, di nessun essere umano, sopprimere il ricordo di una persona conosciuta. Quindi quando il signor Frigerio dice questo è uno sconosciuto e lo ripete non solo al pubblico ministero ma anche ai figli per giorni e giorni e giorni, va creduto. Perché quello è il suo ricordo. Avesse visto Olindo, l'avrebbe detto subito. Questo lo dice la scienza, non lo dice Sartori, no? Sì, E ma come questa sai, in questo processo la scienza non conta assolutamente nulla. E la cosa, ribadisco, bizzarra, è che i giornalisti stanno dietro a queste ricostruzioni fantascientifiche che sono state fatte, perché la ricostruzione fantascientifica che è stata fatta della morte di Valeria Cherubini è la seguente. Secondo i giudici, quindi non secondo me, secondo i giudici, la signora Cherubini sarebbe salita per 2 rampe di scale con 43 colpi in corpo, 8 dei quali le avevano fracassato il cranio, in totale apnea, perché non c'è sangue nei polmoni, e senza nemmeno deglutire il sangue di quei 43 colpi, perché non c'è sangue nello stomaco, perdendo solo 13 gocce di sangue. Quindi il sangue dovrebbe essere rimasto in equilibrio, e soltanto una volta giunta sotto la sua tenda, a quel punto, pur avendo la gola e la lingua squarciata, avrebbe sillabato la parola aiuto e poi sarebbe morta perdendo tutto il sangue. Ora, è evidente a un bambino delle elementari che non esiste essere vivente che possa fare così. Però perché è stato fatto così? Perché in altri casi, se la donna fosse stata finita nel suo appartamento, Olindo, Romano e Rosa Bazzi risultavano innocenti, perché non sarebbero più potuti scendere dalle scale e andare nella loro lavanderia, in quanto giù c'erano i soccorritori e nella corte era pieno di gente. E allora hanno fatto questa ricostruzione fantascientifica. La difesa aveva portato una nuova consulenza, perché purtroppo bisogna anche dimostrarlo ulteriormente che questa è una ricostruzione impossibile. Aveva portato una nuova consulenza, quella del professor Priori, il quale spiegava che con quella lesione al muscolo psoas la donna non avrebbe potuto nemmeno probabilmente stare in piedi, altro che camminare per 2 rampe di scale in apnea col cranio fracassato. Ma anche questa consulenza è stata respinta. Abbiamo però assistito in aula al procuratore generale Guido Rispoli, che ha detto quello che aveva sostanzialmente dichiarato già il dottor Scola in aula a Como, ovvero che Valeria Cherubini aveva sillabato la parola aiuto pur senza utilizzare la lingua. Ma questa cosa è impossibile, lo sanno anche i bambini delle elementari, perché la consonante T è detta dentale proprio perché per pronunciarla bisogna appoggiare la lingua sul dente. Già. Altrimenti ne esce un verso, ma sia Mario Frigerio che i soccorritori, e se vogliamo anche Ben Brahim Cenkum, dissero di aver udito distintamente la parola aiuto, non un verso. Quindi anche questa cosa è impossibile,
E io non lo so come si possa sostenere questo fatto. I tuoi ascoltatori ci possono provare, se riescono a dire la parola aiuto senza utilizzare la lingua, possiamo anche smettere di cercare. Ma qua stiamo facendo le battaglie con i mulini a vento, mi pare, no? Perché la scienza dice tutta una cosa e nei processi ne emerge tutt'altra. Tu hai capito, Edoardo, per quale motivo anche la richiesta di revisione del dottor Tarfusser è stata rigettata dalla Corte di Brescia? Sì, perché sostanzialmente si fa capire che l'ordinamento interno di un ufficio giudiziario è superiore alla legge, perché la legge dice che lui era autorizzato a fare una roba del genere, e cioè a presentare una richiesta di revisione. Ma l'ordinamento giudiziario interno all'ufficio e dice che è soltanto la Procura Generale a poterla presentare, cioè nella persona del Procuratore Generale o dell'Avvocato Generale dello Stato. E io su questo che cosa posso dire? Io so che il Procuratore Generale ha inviato, come prescrive la legge, la richiesta di revisione del dottor Tarfusser, allegando un parere negativo, e questo non è previsto, però l'ha fatto. E se l'ha fatto è perché evidentemente la legge lo prevede. Hanno voluto escludere così la richiesta di revisione del dottor Tarfusser e io su questo non entro nel merito, perché questo è argomento al limite che affronteranno nel ricorso in Cassazione, non so se anche lo affronteranno i difensori, non so se compete loro questo ruolo. Io sono entrato nel merito di quello che hanno raccontato i giudici di Brescia, cioè hanno descritto e raccontato fatti che non sono mai avvenuti. Hanno parlato di fatti che erano in atti, hanno detto che non c'erano, cioè intossicazioni da monossido di carbonio, ma è stato tutto così il processo. Io ricordo quando l'Avvocato Generale dello Stato a Brescia, Domenico Chiaro, disse che Olindo, che Frigerio aveva fatto il nome di Olindo 2 o 3 volte al pubblico ministero Pizzotti, e questa cosa non è mai stata negli atti. Questa cosa l'Avvocato Generale dello Stato può averla sentita soltanto alla trasmissione Quarto Grado o deve averla letta per un articolo del giornalista Paolo Moretti, ma non l'ha certamente trovata negli atti, perché negli atti non c'è mai stato il fatto che Frigerio avesse fatto il nome di Olindo 2 o 3 volte. E meno male che non doveva essere un processo mediatico, no? Altro punto, tu hai compreso per quale motivo la consulenza tecnica del dottor Marzio Capra, già vice capo dei RIS, che dimostra sostanzialmente che la macchiolina di sangue famosa sul battitacco dell'auto di Olindo, che era un altro degli elementi grossi di incriminazione nei suoi confronti, non c'è. Non solo, si dimostrerebbe anche che a dire che non c'è la macchiolina di sangue è perfino colui che ha fatto i rilievi. E qui entra in gioco anche l'analisi che hai fatto tu, Edoardo, su questo punto, Sì. no? Perché per paradosso e per assurdo, perfino il brigadiere Fadda, colui che ha materialmente eseguito i rilievi sull'auto di Olindo, è lui che certifica che lì non c'è sangue. Allora, questa cosa è di una novità clamorosa. Hai capito perché queste novità clamorose sono state rigettate come inammissibili e non nuove? Perché stiamo parlando di due cose grosse, poi tu hai dimostrato in maniera direi inoppugnabile che e sarebbe stata la prima volta che questo punto sarebbe stato esaminato, è proprio Fadda che fa un esperimento, diciamo, anzi fa un rilievo per trovare il sangue sulla traccia che si dice che contenga il sangue delle vittime. E su quella traccia lì di sangue non ce n'è. E questo possiamo dirlo perché lo dice Fadda, lo dice colui che ha fatto i rilievi. Finora questa cosa non era mai emersa, quindi è super nuova. Allora, bisogna spiegarla bene questa cosa, no? Perché sostanzialmente che cosa dice la Corte d'Appello di Brescia? Che questi elementi andavano tirati fuori già nel corso del processo perché non sono state utilizzate tecniche nuove. In realtà la cosa nuova era proprio Fadda che finalmente ammetteva che quello che aveva detto in aula non era vero, perché non poteva essere vero. La Corte d'Appello di Brescia anzi ribadisce che Fadda allegò tutte le foto, ma questo non è vero, e non è vero per via documentale, perché le foto furono scattate con una macchina fotografica digitale. Come tutti sanno, le macchine fotografiche digitali hanno una sequenza numerica, hanno un'ora di scatto e hanno il giorno di scatto. E in quelle foto fatte da Fadda, che in aula disse che erano solo quelle, ne mancavano almeno 2. Dopodiché Fadda disse alle Iene che sì, aveva anche scattato
altre fotografie dove non si evinceva la luminescenza del luminol e che le aveva legate nel DVD. Per questo andavano sentite le Iene, andava risentito Fadda, perché sicuramente con quell'intervista e con quello che risultava dalle proprietà digitali dei file delle sue foto, certamente le cose non erano andate come le aveva raccontate in atto. Poi c'erano altri fatti. Fadda dichiarò di essere da sola a fare quelli. Ci sono non solo una fotografia che scoprì all'epoca, ma ci sono anche degli audio, perché l'auto era intercettata, che lo smentiscono e che non era lì da solo. Ma poi c'è appunto questa cosa della macchia. Cioè, che cosa succede? Fadda nel suo verbale disse di aver trattato la prima macchia che lui aveva trovato con l'Hexagon, che è un prodotto che rileva tracce di sangue umano. E il risultato era negativo. Cioè non c'era sangue umano. Non c'era sangue umano. La foto di Olindo, cioè la foto sul battitacco che ha portato Olindo ad essere indagato, è la foto numero 3. È la foto della traccia numero 3. È numerata in 3, realtà, diciamo. Esatto, quella col cerchietto, no? Fatto Sì, a mano, sì. che per Col numero 3. Brescia basta quello, basta il cerchietto. Questo hanno scritto. Dice evidenziata da un cerchietto, cioè fatto a mano, senza alcun segno di repertazione. Va bene. Il problema vero è che quelle foto furono invertite. E quindi la foto la della 3, traccia numero 3... La 3 col cerchietto col presunto sangue non è la terza foto. 1. È la prima. E in realtà la traccia 1, quella su cui è stato passato l'Hexagon e che ha dato esito negativo. Questo è clamoroso. È clamoroso, perché si ricavava dalla stessa operazione fatta da colui che ha rilevato le tracce, che lì non c'era sangue. E quindi abbiamo chiuso il discorso, il che coinciderebbe perfettamente col fatto che non si vede niente e nemmeno un luminare come il defunto professor Torre ha potuto dire niente perché non ha mai visto niente, né la forma della traccia, né la traccia media, nulla. Peraltro la sentenza dice un'altra cosa molto curiosa, no? Perché i giudici di Brescia scrivono che, contrariamente a quanto affermato dal consulente, cioè dal dottor Capra, le fotografie immortalano chiaramente l'effetto bagnato derivante dall'aspersione del luminol. E la qualcosa invece è completamente assente, l'aspersione del luminol, dalla famosa traccia incriminante, dal punto incriminante. Non solo non c'è sangue, ma non è stato neanche asperso il luminol che rileverebbe eventuali tracce. Mentre su tutte le altre parti si vede benissimo si vede il bagnato del lumino. e lì non servono perizie. Cose, no? Su questi aspetti è più difficile entrare, no? Perché loro dicono, per noi è bagnato. È una questione interpretativa, no? Esattamente come la pianta. La pianta evidentemente è stata toccata perché ci sono tutte, la pianta sul terrazzo di Casa Castagna, ci sono tutte le foglie verso il basso, no? È evidente, si vede benissimo. Però per l'accusa e poi evidentemente anche per la Corte d'Appello di Brescia la pianta era Edoardo, quello che è sicuro è che nessuno l'ha mai vista quella traccia lì, non l'ha potuta esaminare nessuno semplicemente perché agli atti non c'è, quindi noi da 18 anni stiamo parlando di una cosa che non c'è. Non c'è. Purtroppo è la realtà. Ma non c'è, non un'accurata analisi al microscopio, non c'è proprio a colpo d'occhio, non si vede nulla lì, non c'è niente. Non c'è la forma, non c'è nulla, perché non c'è niente. Quindi noi stiamo parlando del nulla da 18 anni. È come la famosa frase è stato Olindo che era stata manipolata con un programmino senza audio. Contare, peraltro, non c'è. che se stiamo alle confessioni di Olindo, lui avrebbe guidato con le mani sporche di sangue, no? In un materiale che è poroso, dove sarebbe dovuto restare sicuramente qualcosa. Non c'era assolutamente nulla, no? Cioè quella macchia esiste soltanto su quel battitacco. Peraltro, nel corso del processo di primo grado non si discusse mai del lavoro di Fadda sulle fotografie e su questa macchia qui. Si discusse della possibile contaminazione, perché su quell'auto, la notte stessa della strage, erano saliti dei carabinieri che poco prima erano saliti sul luogo della strage. Tant'è che nel grande abbaglio ipotizzavo la contaminazione. Ecco come è fatto arrivare eventualmente la macchia di sangue sull'auto di Olindo. Ma come sai, nel corso del processo di primo grado, i carabinieri dissero che è vero che 4 persone avevano fermato quel verbale di perquisizione, ma la perquisizione materialmente l'aveva fatta un quinto carabiniere che sul verbale però non c'è e nessuno di quei 4 l'aveva poi fatta. Questa è una cosa che francamente avrebbe già dovuto rendere nulla quella prova e non costringere per 18 anni a lavorare su una macchia invisibile. Perché questa è una cosa che non sta in piedi.
perché fino a prova di falso i verbali dei carabinieri fanno testo. Allora, sulla povera signora Cherubini mi hai già detto prima, no? Come fa una persona ridotta in quelle condizioni a fare 2 rampe di scale e a gridare aiuto dopo che le hanno tolto, praticamente tagliato la lingua alla radice e il Come fa cervello è qualsiasi fuoriuscito? essere vivente a far questo, no? Appunto, è impossibile spiegarlo, no? Ma non mi pare che questa sentenza possa aggiungere niente, anzi rimuove, diciamo, tutte le prove nuove che erano state ulteriormente accumulate per dimostrare ciò che è perfino logico immaginare, no? Che una persona in quelle condizioni non può fare assolutamente quello che le sentenze dicono che abbia fatto. Tra l'altro, sempre i giudici di Brescia scrivono che nell'appartamento della signora Cherubini non c'è un minimo segno di colluttazione né di passaggio di estranei. Avete